La crescita 2025 potrebbe riservare al Friuli Venezia Giulia la bella sorpresa di assottigliare la distanza dalle regioni storicamente leader. L'incremento del PIL, secondo le stime elaborate dal centro studi della CGIA di Mestre, dovrebbe attestarsi allo 0,74% rispetto al 2024, con un valore assoluto nominale vicino ai 47 miliardi di euro. La nostra regione, con questi dati, si collocherebbe al sesto posto di una graduatoria che vede il Veneto davanti a tutti, con un aumento che dovrebbe toccare lo 0,97%. Secondo le ultime stime, nel 2025 il Friuli Venezia Giulia dovrebbe tallonare in materia di crescita economica le regioni leader presenti nel paese. Poiché le distanze tra una regione e l'altra sono risicatissime, è un buon risultato anche se stiamo commentando una previsione di aumento del PIL purtroppo dello 0, Il risultato del Friuli Venezia Giulia, ma in generale dell'intero paese, dice che l'Italia non è più considerato il grande malato d'Europa e gli italiani non sono più i maggiori tartassati tra i cittadini dell'area euro. I francesi se la passano peggio, anche se il loro sistema fiscale è ancora favorevole rispetto a quello nostrano. Serve uno scatto da parte del governo per abbassare la pressione fiscale. Senza contare che il clima generale è denso di nubi molto minacciose. Tra guerre e tensioni geopolitiche, il commercio mondiale nell'ultima parte dell'anno potrebbe subire un ulteriore rallentamento, penalizzando proprio quelle regioni che, come il Friuli Venezia Giulia, hanno una buona vocazione all'export. Ecco perché è necessario che con la prossima manovra finanziaria sia previsto il taglio dell'IRPEF per rilanciare i consumi interni e nuovi incentivi per favorire gli investimenti sia pubblici che privati.